Benvenuti a tutti in questo luogo sacro, nel cuore di Monte Sant'Angelo, luogo di presenza, di ascolto e di trasformazione. Oggi non siamo qui per caso. Nessun incontro autentico accade per caso. Nessuna anima giunge in un luogo sacro senza essere stata prima chiamata. Con questo incontro si conclude un cammino condiviso che porto nel cuore con profonda gratitudine, vissuto accanto a Marica, che mi ha donato questa preziosa opportunità, che è stata accompagnata dall'energia micaelica, che entrambe sentiamo viva, forte e presente. Ogni incontro con Marica è stato un passaggio iniziatico, una piccola morte e una rinascita, un processo che oggi inizia a dare i suoi frutti, non solo nel cuore, ma nella vita quotidiana, nelle relazioni, nel modo di guardarci, di incontrare l'altro. Siamo stati presi per mano, accompagnati, purificati, alleggeriti e, passo dopo passo, preparati nell'integrare la materia con il nostro sé più autentico, con quella scintilla divina che abita ciascuno di noi. E forse questo è il vero compito, incarnare nella nostra luce, infiammare il mondo con la nostra presenza, con la nostra verità, con il nostro amore. La gioia sarà una chiave fondamentale del nostro cammino, perché quando l'anima si realizza spiritualmente, anche la materia, con i suoi tempi, trova naturalmente il suo posto. E allora oggi non viviamo una fine, ma un compimento, non una chiusura, ma una nuova consacrazione, con gratitudine, con presenza e sotto lo sguardo amorevole dell'Arcangelo Michele, continuiamo il nostro cammino. Grazie. E dopo questo discorso io posso andare a casa. Intanto buongiorno. Ciao. 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 Un attimo che vi guardo bene. Allora, oggi cosa facciamo qua? Allora, oggi è una cosa particolare. Intanto voglio dire che non ci sarà la pulizia.
Perché dite voi? Perché non serve più. Allora, vi spiego bene perché detta così. Allora, mi hanno detto che appunto l'anno scorso in maggio ho iniziato questo percorso di pulizia che sarebbe durato quello che sarebbe durato, il tempo utile, si conclude in maggio di quest'anno. Praticamente io dovevo semplicemente, se così si può dire, permettere l'apertura di finestre, spazio-tempo, per permettere ai maestri di fare determinati lavori prima di fare tante altre cose. Perché come quando si pulisce casa, prima di metterci, quando vai a vivere in una casa nuova, soprattutto prima di arredarla, di metterci la tua energia, le tue cose e dire è un capitolo nuovo della mia vita, una casa nuova, cosa si fa? Prima si pulisce la casa. Le ragnatele, la polvere, lo sporco, tutto lo sporco, soprattutto quello più nascosto, quello che non si vede. E quindi queste pulizie sono state obbligatorie per fare spazio per quello che poi sarà l'arredamento della casa di ognuno di noi, personale, personalissimo e soprattutto nuovo. Allora, io oggi qui sono particolarmente emozionata in questa sala. Non sapevo se lo potevo dire, ma sì, lo posso dire, perché infatti sto tremando e vi spiego il motivo. Questa sala che è bellissima, ha un'energia molto forte, molto luminosa, ma in passato è stata qualcos'altro questa stanza. Ovviamente l'ho scoperto quando sono venuta qui l'altro giorno e ho detto ok, ecco perché. Non è mai un caso dove mi fanno andare i luoghi che i maestri scelgono per me per fare questi incontri, è tutto già prestabilito. Questa stanza, molto tempo fa, ai primi del 1900, era adibita come mattatoio. Ecco. Oddio, è la stessa cosa che ho pensato. Allora, faccio presente che giorni fa, prima di venire qui, sentivo fortemente il bisogno di lavorare prossimamente a contatto proprio più vicino con gli animali. Perché quella è la mia connessione principale, fra le altre. Ed è proprio il compito di vita di questa incarnazione che io ho scelto. Aiutarli ad aiutarci. Quindi venire qui e scoprire e poi sentire le memorie che ad oggi però sono davvero minime, qui dentro sono poche, ma perché sono poche? Perché sono state ripulite. Da cosa? Da chi? Dalle frequenze, del pianeta, ma anche delle persone che lavorano in questo hotel, che sono davvero, le ho incontrate, conosciute, ho scambiato qualche parola, sono anime molto belle, è importante. È importante chi abita il luogo, quale energia porta. Perché per fare pulizia energetica non serve chissà quale rito, chissà quale formula magica, ma soltanto essere in presenza con amore in tutto quello che si fa. Perché l'amore è la frequenza che pulisce. Pulisce cosa? Il dolore. È la cura. Quindi questa stanza sicuramente ha visto
un processo di oscurità, di buio profondo, che in un certo senso è simbolico perché rappresenta quello che è stato il mondo prima di questo risveglio spirituale, se così si può dire. Diciamo che l'accelerazione karmica, che è iniziata più o meno all'inizio degli anni 2000, quindi questa possibilità al risveglio sempre di più, è stata una spinta enorme per riconnetterci con noi e ha permesso appunto di alzare le nostre frequenze e quelle di questo pianeta, perché siamo in simbiosi. Quindi diciamo che da quel periodo in cui si è iniziato a lavorare molto sul cuore, abbiamo iniziato a lavorare, a far cambiare energia, prima di tutto a noi stessi e poi a questo pianeta, abbiamo fatto un lavoro. Quindi questa stanza è simbolica perché rappresenta tantissime altre stanze di questo pianeta, stanze che hanno visto sofferenza, che l'hanno vissuta, ma che questa sofferenza però sta svanendo, perché se io oggi sono qui e riesco a essere connessa in questa stanza, significa che tantissimo dolore non c'è più. E questo mi rende felice perché io so, ci sono poche cose che so, ma questa la so, è che queste esperienze di dolore prossimamente non esisteranno più, mai più su questo pianeta. Quindi è un sollievo sapere che sono gli ultimi frammenti di buio che stiamo attraversando e che stiamo anche vedendo. Quindi gli animali, il popolo animale che per me è famiglia, ha tra virgolette aiutato già in passato, in questo momento storico sta aiutando ancora di più, però come noi si porta appresso delle ferite. Quante anime incarnate oggi nei nostri cani, gatti, pappagalli, cavalli, maialini, qualsiasi, sono state maestri in altre vite? Tanti. Quindi è importante riconoscere questo e quindi essere qui oggi e poter dire sì, gli animali che già in passato, già nell'antichità, hanno contribuito ad aiutare l'essere umano, perché quello è sempre stato il loro compito, ad aiutare l'essere umano ad entrare nella compassione nel cuore. Ed è soprattutto grazie a loro che ad oggi possiamo fare questi lavori, svolgere questi lavori in connessione, perché noi siamo entrati così tanto in contatto con il cuore e con la compassione, grazie a loro, che ci è permesso essere in contatto con i maestri. Quindi per me i maestri sono prima di tutto loro, perché se non ci fossero stati loro ad aiutarci, sarebbe stato più difficile. Quindi oggi voglio ringraziare con tutto il cuore tutte quelle anime che in questo luogo hanno depositato la loro energia e ad oggi l'hanno trasformata e ci stanno aiutando oggi a svolgere questo lavoro sull'angelo umano. È tutto perfetto. Quindi adesso alleggeriamo un po' il carico perché ovviamente si stanno muovendo tante cose oggi. Non credevo, perché ho pensato sì, sicuramente a Monte Sant'Angelo c'è energia blu, quindi è tutto facile perché siamo cullati dall'energia di Michele, ci porta letteralmente in braccio oggi, non c'è nessuna fatica, ma in realtà non c'è mai fatica,
è la mente che ostacola ed è quella la fatica. Se noi ci arrendiamo semplicemente ad essere, a fare, non c'è nessuna fatica. Quindi il vero nemico è la personalità, siamo noi il vero nemico, che ci intralciamo da soli. Ma va bene così, è una scuola. Quindi oggi sono qui in questo luogo che si è trasformato tantissimo, questa è la prova. Ed è meraviglioso perché proprio in questo momento in cui i maestri dicono: cara anima, i tuoi talenti ora è il momento di tirarli fuori e utilizzarli con il cuore. Non è un caso che in questa stessa stanza dove c'è stato dolore, ad oggi c'è anche un pianoforte là in fondo. Guarda un po'. Cosa significa? L'espressione, la creatività. Cos'è la creatività? L'anima. Non c'è nulla di più angelico della creatività. Quindi oggi parliamo dell'angelo umano. E qui voglio sfatare dei miti, delle credenze, degli schemi mentali che ci sono in ambito spirituale, se così si può dire. Allora, dicono che gli angeli non possono incarnarsi. Chi è che lo decide? L'essere umano? Chi sei tu così arrogante da decidere chi, cosa, quando può incarnarsi e dove? Queste etichette buttiamole via. Un'altra etichetta è appunto quella che un animale non può essere stato una persona o viceversa, non potrà incarnarsi in una persona, un'altra etichetta da buttare via. Ma ci rendiamo conto la creazione quanta fantasia ha, in quanti modi opera e com'è immenso il suo disegno e noi abbiamo l'arroganza di dire no, quella cosa non è possibile. E perché? Perché vogliamo avere il controllo di tutto. Quindi a tutte quelle persone che dicono no, questa cosa non è possibile, questa cosa non è vera e si arrabbiano, stanno facendo a pugni con le loro credenze, per quello si arrabbiano. Ma queste credenze sono sorpassate. E adesso voglio anche dirlo, perché adesso lo dico. Certi personaggi che sono anche conosciuti in ambito spirituale, non faccio nomi, non mi interessa, non è questo il punto, è per farvi capire che sono fissati con dettare legge. No, è così, deve essere così. Quello che dico io è vero. Tu no. È sbagliato se tu pensi in modo diverso. Questa prigione mentale che hanno queste persone, che sono anche molto connesse, non è un caso, è una prigione mentale che parte da Atlantide. Sono tutti atlantidei, sono schedati. Io ho il file ormai in testa, li vedo subito, eccolo un altro. Ma perché? Perché sono pomposi. Li riconosci perché sono pomposi nella loro arroganza di poter dire no, è così oppure non è così. Ma chi cazzo sei tu per sapere cos'è? Quando ci vuole, ci vuole. È liberatorio poter anche solo pensarlo e dire ma perché mi sto limitando? Perché, e soprattutto perché voglio limitare gli altri? Perché finché ti limiti tu, nessun problema. Ma chi ha l'arroganza di voler limitare le altre persone perché? Ma perché? Perché ha paura. Ha paura perché se le cose si rivelassero diverse da quelle che lui veramente pensa, panico. Ecco perché vuole che tutti la pensino esattamente come lui, come lei. Paura
di scoprire che le cose, che le credenze che hai così radicate dentro di te magari non sono così reali, o magari sono un po' diverse, o magari non sono per niente vere, è paura. Quindi tutti questi professoroni, li chiamo io, che dettano leggi ben precise, no, nella spiritualità è così, così, così. Un'altra cavolata che oggi voglio smontare è: ma se una persona canalizza la dimensione angelica, non può essere in contatto con altre dimensioni, con i fratelli galattici, perché è un canale diverso. Che ne sai tu? Cos'hai il telecomando in mano che decidi una persona con chi può essere in connessione? E tu ti permetti anche di conoscere, di pretendere di conoscere tutte le dimensioni con cui si può entrare in contatto. Complimenti. Nella tua testolina piccolina tu hai l'arroganza di pensare di sapere queste cose, ma soprattutto di imporle agli altri, perché pazienza se lo pensi tu, nessun problema. Ma vuoi convincere gli altri che non è possibile. E qual è il motore che muove qui? È sempre la paura. Paura di cosa? Di scoprire che invece questa vita, che è multidimensionale, è molto più vasta di tutto quello che la nostra piccola mente potrà mai pensare e neanche mai immaginare. Quindi questa paura, bisogna farci i conti con questa paura e superarla. E quando queste persone si trovano a contatto con certe esperienze, perché saranno costretti a vivere certe esperienze per superare quei limiti mentali, sarà un colpo al cuore, perché tante incarnazioni, tante vite schematizzate, così, poi in questa devi rimettere in discussione tutto. Sì, è un bel scrollone, è un bel tsunami che ti arriva, ma è utilissimo. Perché? Perché siamo arrivati a un momento in cui ci sono troppe certezze e poca apertura, soprattutto nel mondo spirituale. Mannaggia. Mondo spirituale è brutto per definirlo, però diciamo quelle persone che stanno facendo un percorso, un cammino, un percorso spirituale, che sembrano le più libere, le più aperte, le più connesse, poi sono le più incasinate, perché è così, ma mi metto dentro anch'io, ci mancherebbe. È normale. Ma perché è normale? Perché quando hai vissuto tante esperienze qui in questo pianeta, a contatto con la materia, ovviamente quella connessione che hai originaria, che c'è sempre, ma si allenta, si addormenta, si mette in pausa, è difficile riprendere se stessi e ricordarsi. E quindi vita dopo vita abbiamo immagazzinato tante credenze, tante cose che non c'entrano nulla assolutamente con noi stessi, però fanno parte del nostro pacchetto, di quella che è la personalità oggi. Ma oggi quella personalità la dobbiamo prendere e buttare nel cestino. Raccolta differenziata. Tutti i pezzettini della personalità, un po' nell'umido, un po' nel secco, un po' nella plastica, un po' nel tutto. E dobbiamo spogliarci di tutto quanto. Le pulizie che i maestri hanno svolto in questo anno, di cui io sono stata soltanto un'antenna, uno strumento, chiamatemi come volete, è uguale, hanno svolto effettivamente adesso lo spiego, esatto, praticamente quando i maestri lavorano a contatto con voi, se voi date la disponibilità ovviamente, altrimenti no, possono accedere a quelle informazioni che allentano la vostra connessione, che ostacolano, sono effettivamente dei blocchi, e si trovano tutti attorno a noi, alla nostra aura,
che hanno a che fare con la nostra personalità. Quindi la nostra personalità è effettivamente un essere energetico al di fuori di noi, che è un po' noi, ma non è noi in realtà. È la somma di tutte le esperienze fatte, terrene, perché la personalità non c'entra nulla con le altre dimensioni. La personalità c'entra qui. Quindi ognuno ha la propria immagine di se stesso anche e ha delle credenze per quanto riguarda se stesso. Io sono questo, ma quante credenze dobbiamo abbattere adesso? Tutte queste certezze dobbiamo metterle in discussione. Ma perché? È un esercizio. È un esercizio che dobbiamo fare per aprire la connessione, perché la mente altrimenti gira a chiave e non ci connettiamo più. L'unico nemico è l'aspetto mentale. Quindi il lavoro che verrà fatto oggi non è una pulizia, proprio perché da oggi in poi ognuno, se vorrà, queste pulizie le potrà fare in modo autonomo. Che poi già nel potenziale si potevano fare anche prima, ma non c'erano i presupposti energetici. Cosa significa? Che noi, essendo connessi al pianeta, stiamo assecondando un ritmo evolutivo che non è solo nostro, personale, è di tutti. Man mano che la popolazione mondiale di questo mondo entra sempre più nel cuore e alza le vibrazioni, noi possiamo fare sempre di più, avvicinarci sempre di più. A cosa? A qui. E avvicinandoci a qui entriamo in contatto con i maestri, con le dimensioni superiori. Quindi è tutto graduale. Queste pulizie sono state iniziazioni, in realtà, iniziazioni necessarie. E oggi sono qui a parlare di una cosa che all'inizio mi ha un po' sorpreso quando me l'hanno spiegata tempo fa i maestri, parecchio tempo fa. Poi l'ho metabolizzata, ho detto, però questa cosa adesso divulgarla sarebbe un po'... non era il momento. Oggi sì, oggi è il momento. Quindi oggi parliamo della parte di noi angelica che c'è. Perché gli angeli certamente sono esseri, vibrazioni, frequenza, però c'è una cosa che non è stata spiegata bene. Diciamo che la maggior parte di quelli che vengono chiamati angeli, è vero, non si sono mai incarnati qui, ma una parte sì. Una parte sì. E perché dite voi? Colpo di scena. Allora, diciamo, questa cosa va spiegata bene. Il piano angelico in realtà è un piano come altri, ce ne sono tantissimi piani dimensionali nella creazione, diversi. Il piano angelico certamente è molto vicino alla fonte, chiamatela Dio, è uguale. Cos'è la fonte? È una coscienza. Dire cos'è Dio è difficile, è molto difficile. Si può dire che è una coscienza, un'intelligenza, è un qualcosa che pulsa autonomamente e crea. Quello fa, prima di tutto, crea. Qualsiasi cosa esiste all'interno di questa coscienza poi si manifesta in qualcosa. E quindi ha creato le dimensioni, ha creato appunto i pianeti, ha creato tutto quello che esiste. E noi che siamo pezzettini di questa coscienza, siamo frammenti di Dio tutti quanti noi. Semplicemente siamo in viaggio
per scoprire qual è la nostra capacità creativa staccati dall'origine, dalla fonte. Quindi Dio si è diviso in tanti pezzettini che siamo noi e ha detto: adesso voglio diventare tanti pezzettini in modo da fare tante esperienze, perché Lui attraverso di noi fa esperienza di cosa? Delle varie dimensioni della materia. E voglio scoprire quante altre cose posso creare attraverso questi pezzettini che siamo noi. E quindi cosa succede? Perché qui viene il bello. Diciamo che allora il piano angelico è stato un momento in cui all'inizio ancora di quella che si può chiamare civiltà su questo pianeta, quindi parecchio tempo fa, ha detto: però noi vogliamo anche cercare di comprendere meglio cos'è questo piano dimensionale, la materia. Quindi una parte di noi andrà in viaggio su quel pianeta e si incarnerà. Quindi effettivamente ci sono stati degli angeli, se così possiamo chiamarli, senza ali assolutamente, senza le vesti, le tuniche, no? Magari con i jeans, una cosa più sportiva. E sono venuti qui e si sono incarnati. È possibile, certo che è possibile, assolutamente sì. E cosa è successo? Che questi angeli terreni che si sono incarnati avevano la funzione di rimanere in contatto con casa, con il piano angelico, ma per quale motivo? Per raccontare telepaticamente, diciamo, in connessione, cosa accade qui. Perché, come ho già spiegato più di qualche volta, noi chiediamo l'aiuto loro, certamente, ed è prezioso, assolutamente sì, ma loro attraverso di noi fanno esperienza qui. E questo è il bello. Quindi noi raccontando a loro, raccontando intimamente le nostre cose, doniamo loro qualcosa. È uno scambio. Non bisogna guardare gli altri piani dimensionali come un qualcosa di statico là che sì, noi chiediamo aiuto, arriva e basta. No, è sempre uno scambio, è tutto sempre uno scambio. Quindi noi aiutiamo loro, li aiutiamo a comprendere di più gli altri piani e quindi loro fanno un passaggio evolutivo. Perché non è che sei un angelo in dimensione angelica, sei arrivato, basta. Questo è l'essere umano che ragiona in questo modo, no? La carriera, no? Io devo arrivare là, quando sono arrivato là, basta. No, non c'è questa cosa. La creazione è in continuo movimento, non c'è mai nulla che si ferma. È un continuo sempre fare esperienza in modo diverso. Quindi quei piani dimensionali che sono pura energia, certo che hanno bisogno della materia per comprenderla e viceversa, altrimenti. Quindi oggi voglio parlare di quel gruppetto di anime che hanno ancora ad oggi, quella connessione angelica, magari non lo sanno perché molti non lo sanno. E qui viene il bello. È successo anni fa che parlavo con un mio amico che adesso è andato dall'altra parte, canalizzava anche lui, e parlavamo già di questa cosa degli angeli terreni. E diceva: guarda Marica, è un argomento difficile perché le persone hanno davvero tante etichette su questo argomento e non è il momento ancora di parlarne. E ad oggi la bellezza di questo argomento è che oltre a divenire accessibile, perché ovviamente le cose escono
diventano parola solo quando quella parola può essere compresa, altrimenti no. Funziona così. Queste parole andranno a svegliare la parte angelica di tutti gli altri. Cosa vuol dire? C'è stato un gruppetto che si è incarnato sicuramente, ma cosa fa questo gruppetto? Sta attivando tutte le altre anime intorno a trovare quella connessione. L'essere umano ce l'avrebbe nel potenziale quella connessione, perché è una cosa che tutti hanno, è una scintilla, è la scintilla divina, chi non ce l'ha. Poi che venga utilizzata, attivata oppure no, è un'altra cosa, ma tutti nel potenziale ce l'hanno. Quindi non è importante pensare a questo gruppetto che sì, ha fatto il suo lavoro, si è incarnato, quindi ha già portato qui quella frequenza nel corso delle incarnazioni, anche dimenticando se stesso. Molti angeli terreni che ad oggi sono incarnati qui, perché oggi sono tutti qui, in questo periodo tutti, non in questa stanza ma nel pianeta intendo, sono tutti incarnati qui perché in questo momento bisogna attivare tutti gli altri. E non è importante sapere chi siano, non è questo il punto. Il punto è che adesso quella porta della dimensione angelica è disponibile, è aperta per chiunque. Tutti noi siamo angeli terreni, è che ci siamo dimenticati. E ad oggi anche solo sentirlo qui dentro di noi è una sveglia potente che piano piano andrà a svegliare tutte le cellule, tutte le memorie, e sarà una cosa così forte, così potente, che niente, assolutamente niente fermerà questa connessione che in questo momento si sta attivando in tutto il pianeta. E perché è importante che si attivi adesso? Perché ci troviamo in mezzo a una guerra spirituale in cui il buio è testone, ha deciso che questo pianeta non lo molla, ma è costretto a farlo ormai, perché è ciclico, il buio ha avuto la sua occasione, la sua possibilità di esprimersi, questo va detto, perché è una questione di equilibrio. Il buio è servito nella comprensione della assenza di luce, dell'ignoranza, si può dire, perché se tu non conosci la luce, l'amore, non puoi trovarla. Il buio non la conosce. Lui ha giocato fino adesso perché è stato un ciclo necessario, prezioso, e adesso sta finendo. Quindi la cosa importante adesso è comprendere che le dimensioni sono dentro di noi prima di tutto. Allora, si parla tanto di terza, quarta, quinta dimensione. Si può dire che questo mondo in generale sta attraversando quello che è il passaggio dalla terza alla quarta. Cosa significa? Dalla materia, dal piano mentale, alla connessione con il cuore. Quello è il risveglio spirituale. La quarta dimensione significa proprio l'apertura di questo chakra, del quarto chakra, che è stato addormentato per tanto tempo. La quinta dimensione è una dimensione in cui il pianeta vibra già, e anche gli animali. Loro sono già in quinta dimensione. Questo passaggio neanche l'hanno fatto, sono oltre. Noi dobbiamo spogliarci di quella cosa che ho detto prima, si chiama personalità, e quindi per farlo dalla terza alla quarta, quindi dalla terza, dal piano mentale alla quarta, quando siamo totalmente qua, passiamo in quinta, come le marce, qua. E quando siamo connessi, a posto.
Però sono passaggi. Gli animali non hanno bisogno di fare questi passaggi, figuriamoci, non hanno personalità. Sì, hanno un carattere, hanno sicuramente un modo di fare, delle abitudini, hanno un'energia particolare, delle memorie, certo, sicuramente, ma loro non hanno il piano mentale che intralcia, nulla. Quindi cosa facciamo oggi dopo tutto questo bel discorso? Se la pulizia non la facciamo, voi dite cosa ci facciamo qua oggi? Appunto. Oggi entriamo in contatto appieno con la dimensione angelica. Ed è una cosa che prima non avevo mai fatto. Prima ho aperto un pochino qualche finestrina, ma poco per passare un po' d'aria. Oggi la spalanchiamo, perché oggi si può. Quindi niente aspirapolveri oggi, soltanto il desiderio di entrare in contatto per chi desidera con la dimensione angelica. Ma perché? Perché oggi quel contatto, è un gioco di parole, diverrà un contratto, ma non firmato, non quelle cose, no. In realtà è un contratto che abbiamo già firmato alla fine, prima di venire qui, solo che ci stiamo attenendo ai patti. È tutto qua. Perché noi siamo convinti che scegliamo le cose. No, non scegliamo proprio nulla, perché accade esattamente quello che noi abbiamo scelto in funzione della nostra evoluzione. Ognuno ha il proprio disegno in questa incarnazione, che è già, c'è il disegnino con tutte le tappe, e noi le stiamo semplicemente vivendo, tutto qua. Poi ovviamente c'è chi ha da lavorare un po' di più per rimuovere i blocchi, le credenze, le cose, e magari in questa incarnazione non riuscirà a fare proprio tutto lo schemino per bene, non importa, lo riprenderà in altre incarnazioni, non c'è nessun problema, però lo schemino c'è. Basta lasciarsi guidare da qua e anche dall'intuito, perché l'intuito è fondamentale. L'intuito è veramente l'anima, la nostra anima, che ci dice: smettila di tutte queste pippe mentali, fai e basta, perché è tutto così semplice alla fine, che siamo davvero noi che ci incasiniamo da soli. È tutto semplicissimo. Quindi oggi prendiamo in mano quel contratto dorato e diciamo: sì, siamo pronti, siamo qui. Quindi per chi desidera oggi, adesso, quella finestra la apriamo pianino, perché è una cosa forte, quindi un po' alla volta. Un attimo, perché anch'io oggi sono tutta un tremore, perché è la prima volta che lo faccio con delle persone, ovviamente, e quindi è una cosa forte aprire tutte queste finestre, ma tanto fate voi, io faccio da antenna. Per chi desidera chiudere gli occhi o lasciarli aperti, come preferite, ed entrare in uno stato di rilassamento, di apertura, in tranquillità. Intanto i maestri preparano il campo, lasciamo che preparino un po' il campo. Ok, un attimino. Stanno armonizzando i vostri campi energetici, perché ovviamente quando tante persone si riuniscono, ognuno ha il proprio campo che agisce indipendentemente, stanno armonizzando in modo da facilitare la connessione per tutti. Bene, allora io vi chiamo perché è una proforma, ma non servirebbe, ma soprattutto chiamiamo il padrone di casa, quindi chiamiamo l'Arcangelo Michele. L'Arcangelo Michele
e tutti gli angeli del suo raggio che oggi aiutano in questo lavoro, perché è effettivamente un lavoro. Chiediamo protezione soprattutto da tutte le interferenze che non vogliono che venga svolto questo lavoro, ma queste interferenze se ne vanno. Chiudiamo le porte alle interferenze. Chiediamo aiuto all'Arcangelo Gabriele e a tutti gli angeli del suo raggio, all'Arcangelo Uriele e a tutti gli angeli del suo raggio, all'Arcangelo Raffaele e a tutti gli angeli del suo raggio. Chiediamo aiuto a tutte le nostre guide, tutte quante, ai nostri angeli custodi, che sono tanti, non ce n'è solo uno, sono tanti. Chiediamo aiuto alle dimensioni angeliche oggi di incontrarci, di avvicinarsi di più e di aiutarci soprattutto ad avvicinarci noi di più a loro. Perché allora avviene l'incontro. Loro scendono un pochino, abbassano un pochino le vibrazioni, noi le alziamo un po' e ci incontriamo. Ora stanno lavorando sui vostri campi energetici, corpi sottili. Stanno rimuovendo qualche blocco che ancora c'è, è normale. Qualche paura, qualche credenza. Cercate di sentire sopra la testa, sul settimo chakra, cosa accade in questo momento. Se sentite formicolio, corrente d'aria, calore, qualsiasi cosa, è perché con il vostro permesso, con il vostro consenso, vi aiutano ad aprire quella finestra, quella connessione. E stanno aprendo, e stanno aprendo, e stanno aprendo. E stanno aprendo, e stanno aprendo, e stanno aprendo, e noi sentiamo sempre di più, sempre di più, sempre di più, che qui cambia tutto, cambia tutto, cambia tutto, che non siamo più qui, solo in parte, solo in parte, solo in parte. Adesso sentirete nel cuore, nel quarto chakra, un movimento, magari il cuore che accelera un po'. È normale, perché quella è la porta principale. Sì, è la porta principale. Quindi tutte quelle che sono le ferite legate al nostro cuore, piano piano lasciano spazio perché possa essere aperta questa porta. Sentiamo il cuore battere forte perché si sta aprendo. È una cosa nuova per questa dimensione terrena entrare in contatto così vicino con queste energie sottili e quindi il cuore fa le capriole. Se sentite movimenti strani è normale. Ma adesso verrà armonizzato tutto. Quindi anche il corpo piano piano si abituerà, piano piano, perché sono energie diverse, molto diverse, e il corpo ci mette qualche minuto ad abituarsi, piano piano. Fate dei bei respiri, piano piano si abitua e sentirete che il cuore un po' si calma, piano piano, piano piano. E cosa sta accadendo? Sta accadendo che in pratica tutto quello che ha a che fare con la nostra parte terrena in questo momento è in un certo senso spettatore di quello che accade. È spettatore perché noi adesso siamo in contatto con una parte di noi che viaggia in astrale continuamente, che è la porta, è la strada.
per andare su. E loro ci stanno praticamente venendo incontro, stanno scendendo. Se vedete delle luci, dei movimenti, è normale, dei colori, perché loro soprattutto si fanno vedere attraverso dei colori abbaglianti, forti. Luci intermittenti, come delle piccole stelle che pulsano, colorate, viola, blu, azzurre, dorate, bianche, gialle. È il loro linguaggio, è il modo per essere visti. Respirate bene, respirate. Allora, adesso stanno lavorando nella gola. Perché? Perché la gola ha bisogno di esprimersi, è un chakra importante, è la sede di tutti i talenti ed è lì che oggi lavoreremo di più proprio perché quello che è il talento di ogni anima, quello che è il talento che in questa incarnazione è utile per l'evoluzione di quell'anima, ora è chiamato a risvegliarsi, ad attivarsi e ovviamente sarà guidato da cosa? Dalla nostra essenza angelica. Assolutamente, perché i talenti hanno a che fare prima di tutto con quell'energia. L'energia del gioco, della creatività, della gioia. Quella è la dimensione angelica. E utilizzare i talenti in questo modo è la massima espressione dell'anima, con gioia. Quindi se sentite la gola pulsare o se vi viene da tossire va benissimo perché comunque state sbloccando e va benissimo. Bene. Sono tutti qui, sono tutti quanti qui, sono tantissimi. Oggi sono tantissimi. Se sentite le gambe molli che cedono è normale perché sono frequenze a cui in questa dimensione non siamo abituati ad interagire, non così, non in modo così ravvicinato. Bene, stanno lavorando ancora sulla gola perché è importante sbloccare i talenti. Questo è il vero obiettivo. Se sentite ancora il cuore che va su e giù è normale. È il loro modo per farvi sentire che sono qui. Sì, è normale. Maestri, armonizzate, equilibrate, armonizzate, che sia più lieve. Grazie, più lieve. E togliamo tutte le interferenze che bloccano, che disturbano. Grazie. E ritiriamo. Perfetto. In questo momento i vostri corpi sottili sono spalancati. Sono in collaborazione e stanno prendendo informazioni nuove. Il piano angelico sta interagendo con i nostri corpi sottili, sta donando informazioni che poi piano piano si manifesteranno anche nella nostra coscienza e diverranno pensieri, consapevolezze, azioni. Ora sono dei semi luminosi con cui entriamo in contatto e li prendiamo, li riceviamo. Grazie. Bene. Ora può bastare perché altrimenti mi dicono è troppo forte, quindi pianissimo, piano piano.
ora ci staccheremo piano 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 e torneremo qui con delicatezza, dentro al corpo con delicatezza, piano piano, e siamo accompagnati a tornare nel corpo, un corpo però trasformato, non più come prima, non è più come prima, è diverso. Piano piano torniamo qui, piano piano, piano. Quando ve la sentite, piano, aprite gli occhi e tornate qui con calma. Piano piano. Piano. Piano piano. Con calma. Quando ve la sentite, aprite gli occhi. Se vi sentite ubriachi è normale, è normalissimo. Sentirete il corpo diverso. Il primo impatto sarà un po' particolare perché il corpo lo sentirete diverso da prima. E poi vi spiegherò cosa è successo. Ok, se volete bere un goccio d'acqua, se ce l'avete, fate pure. Vi do qualche minuto. Scusate, ma devo fare un saluto. Ciao. Sta lavorando tantissimo, tantissimo, ci sta aiutando tantissimo. Come va? Non abbiate fretta perché ci vuole un attimino per riprendersi un po'. Anche se vedete un po' sfocato è normale. Se sentite anche formicoli, normale. Qualche giramento è normale, ma è passeggero. Adesso piano piano passa. È un po' essere sulle montagne russe, no? Però quelle belle. Datemi un momento perché anch'io devo rientrare. Allora, è la prima volta che faccio questo tipo di lavoro. È interessante vedere con quanta facilità adesso loro possono lavorare in questo modo qui, nella materia. È incredibile. Se me l'avessero detto 10 anni fa che sta cosa era possibile, avrei detto no, figuriamoci, è impossibile. Perché la frequenza che hanno loro e la frequenza che abbiamo noi qui sono molto diverse. Ma se ad oggi è possibile fare questi lavori è perché le nostre frequenze si stanno assomigliando sempre di più, si stanno avvicinando, tanta roba. E è merito sicuramente dei maestri che ci stanno aiutando, ma è merito nostro prima di tutto, perché il lavoro lo stiamo facendo noi. Perché, voglio dirla sta cosa adesso. Allora, così vi do qualche minuto di recupero, voglio un po' portare un po' di ironia. Sono stata a messa.
2 volte in 2 giorni qui. Diciamo che dovevo andarci per fare dei lavori e ho detto vabbè, la messa c'è, devo entrare in ogni caso. Entriamo. Allora, diciamo che una parte di me non voleva entrare. Ma perché? Perché la parte di me è legata alle vite precedenti, legata a tutto quello che ha fatto la Chiesa, vabbè, lasciamo stare, sappiamo, ma si superano queste cose. La cosa che mi ha stupito è che sono riuscita a stare in quel luogo dove un sacerdote stava svolgendo la messa e io me ne stavo tranquilla in connessione per i fatti miei e riuscivo a rimanere connessa. Questa cosa mi ha stupito. Ho detto, beh, se adesso è così facile anche in questo contesto rimanere connessi, veramente sta cambiando tutto. Ma perché? Perché in realtà le persone presenti che ascoltavano questo sacerdote sì, ripetevano queste formule che sappiamo, no? Proprio ripetere proprio come un copia e incolla, no? Ma non erano effettivamente convinte di quello che stavano dicendo. Io l'ho sentita sta cosa. È l'abitudine. Tu vai a messa, sai che funziona così, devi ripetere quello che dice quella persona sull'altare. È un'abitudine, vai in automatico, c'è il pilota automatico, non ti rendi neanche conto di quello che stai facendo. Solo che tempo fa queste anime erano veramente dentro quell'ingranaggio, erano veramente convinte che quel sacerdote fosse la soluzione di tutti i problemi. Perché? Perché il sacerdote ci mette in contatto con quella cosa chiamata Dio e senza quel sacerdote non potremmo. Questo è il vecchio mondo, è la consapevolezza del vecchio mondo. Il nuovo mondo sa che effettivamente quel sacerdote può starsene tranquillamente a casa, perché la vera connessione la possiamo trovare solo dentro di noi, da soli. Qualcuno ci può aiutare sicuramente, ma non dobbiamo dipendere da qualcun altro, perché la porta è nostra, la apriamo noi, non l'apre qualcun altro per noi. Quindi io ho ascoltato queste persone che ripetevano queste formule, non erano convinte, non erano in quello stato di zombie. Io chiamo zombie perché sono effettivamente imbambolate, no? Quasi sotto ipnosi quando recitano queste formule. No, in realtà è più un'abitudine mentale. Quindi ho detto, ok, si stanno sganciando sempre di più da questa cosa, perché capiscono che non serve. Qual è l'utilità di andare lì tutti assieme ad ascoltare questa persona che dice delle cose a caso, solo perché le ha trovate scritte e gli hanno detto di ripeterle e devono essere per forza la verità assoluta? Tu ascolti questa persona, a tua volta ripeti, vai a casa e pensi di aver risolto i problemi del mondo. La cosa che mi ha fatto sorridere è perché, allora, immaginate la scena, io ero lì, che ero connessa con i maestri, però ascoltavo anche le parole del sacerdote, quindi da una parte ridevo, da una parte invece ero connessa, ero sdoppiata e la voglia di andare là dal sacerdote, prenderlo per... Vabbè. Questa è la parte umana mia che ogni tanto esce. Ma perché? Perché ha detto delle cose che per una persona che è abituata a sentirle, perché magari va in chiesa spesso, dice sì, è normale. Non è normale. Allora, il sacerdote dice: inginocchiatevi per ricevere la benedizione. Cioè, tu stai obbligando delle persone ad inginocchiarsi. Ma chi cazzo sei? Cioè, ci rendiamo conto l'arroganza di questa persona che già sta su un altare, già lì è insopportabile sta cosa perché si sente in qualche modo superiore e dice alle altre persone, ordina, perché è un ordine alla fine, inginocchiatevi.
Ma io se me la sento mi inginocchio, ma non deve essere un ordine. Chi sei tu per ordinarmi quello che io devo fare? Per ricevere una benedizione da te. E tu chi sei per darmi la benedizione? Intanto la benedizione non si dà. La benedizione si può solo ricevere. E si riceve qui. Nessuno ti può benedire. Questa cosa va detta. Ah, io ti benedico, ma che cazzo stai dicendo? Ti benedico. E chi sei? E chi sei? Io sono già benedetto. Io sono già benedetto. È solo che mi sono dimenticato questa cosa. Ma se tu sei convinto che attraverso un qualsiasi gesto, una tua parola, io ricevo una benedizione, va bene, è una tua convinzione. Però l'arroganza di queste formule, usate dalla Chiesa, ovviamente volutamente, perché sappiamo, no? Dobbiamo essere tutti inginocchiati, riverenti, non degni soprattutto dell'amore di Dio. Questa cosa è incredibile, perché a forza di ripeterla, la Chiesa nel corso dell'incarnazione a tutte queste persone, queste anime che ogni volta si reincarnano e sentono questa filastrocca, tu non sei degno, si convincono le persone a non essere degni. È lì l'obiettivo, no? Ma cosa vuol dire essere degni? Significa soltanto rendersi conto che noi siamo esseri divini. Non c'è un fatto di essere degni o meno, noi siamo esseri divini. È solo che la Chiesa vuole che ci sentiamo perennemente in uno stato di bassa autostima, dico io. Io sono un peccatore, faccio tutto sbagliato, sono umile, sono piccolo, non posso fare nulla, faccio solo casini, faccio solo peccati, non so nulla. L'unica cosa che posso fare per salvarmi è pregare un qualcosa che non conosco e lui risolve tutti i miei problemi, se vuole. Se non vuole io resto così e niente, mi devo rassegnare. Però, intanto è una via di comodo anche delegare un qualcuno che ha tante cose da fare, secondo me, a risolvere le nostre cose. Allora, se ritorniamo al discorso iniziale, che Dio è semplicemente coscienza, una coscienza che si muove e crea. Intanto non è lì con il martelletto che dice ma quello che sta combinando quello è giusto o sbagliato. Questa proprio non esiste, questa cosa del giusto e sbagliato. Perché tutto è giusto perché è vita. Tutto sta semplicemente in vita e si sta manifestando. L'unica persona che può decidere per se stesso cosa è giusto e cosa è sbagliato per il proprio cammino è appunto se stesso. Ma non è un giudizio, è più un capire qual è la strada, cosa si vuole creare più che altro. È tutto lì, perché ognuno ha la libertà di creare quello che vuole. Questo è il bello. E noi abbiamo creato nell'oscurità per tanto tempo, inconsapevolmente, per capire che quella strada porta a dolore. E a forza di farci male abbiamo capito che magari il dolore è meglio che non ci sia. Quindi creiamo qualcosa di bello, che non abbia dolore. È tutto lì. Quindi questa cosa, questa sottomissione, è la sottomissione che l'istituzione della Chiesa, ma non solo della Chiesa, ci mancherebbe, però la Chiesa è proprio è il potere assoluto, perché nei secoli ha condizionato tantissimo questo pianeta, perché ha manipolato prima di tutto gli insegnamenti di anime come Gesù, che hanno detto tutto il contrario, hanno manipolato certi messaggi per rendere l'essere umano ancora più schiavo. Schiavo di cosa? Dell'oscurità.
quindi essere sottomessi e non poter indipendentemente connettersi alla fonte. E questo è l'obiettivo della Chiesa. Ecco perché il sacerdote, il Papa, non ne parliamo. Che a me quella persona che sta là vestita di bianco su un terrazzino a dettare legge, ma intanto qualcuno ha deciso che tu devi essere là, poche persone. Perché se facciamo veramente un censimento di quante persone ti vogliono lì, secondo me non duri tanto. È perché poche persone hanno a cuore che quella persona stia lì per incorporare quel ruolo, perché è un ruolo di manipolazione collettiva, diciamolo, è quello, La Chiesa è semplicemente uno strumento di manipolazione collettiva. Che poi all'interno ci possono essere anime bellissime, ma certamente, come dappertutto, certamente, ma io parlo dell'istituzione, non delle singole persone. Già il fatto che ci sia un'istituzione che vuole insegnarti come devi trovare la tua spiritualità, già lì non ci siamo. Perché non vuole che la trovi. Non vuole assolutamente che la trovi. Ecco perché ti vuole inginocchiato, che ti senti sempre in condizioni di poca considerazione di te stesso e che tu abbia sempre bisogno di un intermediario. Io ho bisogno che i miei problemi si risolvino, vado in chiesa, prego, speriamo che qualcosa succeda. Non funziona così. Tu sei il creatore, tu sei quel pezzettino di coscienza divina che crea. Tu puoi creare, è questa cosa che la Chiesa non dice, perché appunto va contro tutto quello che insegna. Perché nel momento in cui tu decidi di creare, anzi ti ricordi che sei in grado di farlo, non ti serve più nessun intermediario. Non ti serve più nessuna persona come me qui col microfono a ricordarti queste cose, perché le stai già ricordando tu. Infatti, come ho detto spesso, anche questo lavoro che io sto facendo, chiamiamolo lavoro, compito, missione, avrà una durata, perché io sto solo cercando di aiutare le persone a ricordarsi quello che sanno già, tutto lì. Ma arriverà un momento in cui fortunatamente io non servirò più, non in questa forma, andrò in ferie, ma perché ognuno deve trovare la propria connessione, la propria. Non c'è nessuno che può fare il lavoro per voi o creare la vostra realtà al posto vostro. Assolutamente no. Quindi, mentre ascoltavo il sacerdote, dicevo, tu sei convinto, ma era convinto. E poi ho sentito che lui è stato, ha avuto qualche vita da, da carceriere, da inquisitore. Ho detto, insomma, non è che sei cambiato tanto. Vabbè, pazienza, va anche il tono proprio, ho detto, minchia. Però ognuno ha avuto le proprie esperienze, ci mancherebbe. Quindi evidentemente, prima di capire che quella non è proprio la strada per stare meglio, dovrà fare altre esperienze. Ma gli inquisitori li vedi subito comunque. Sono quelli proprio col gessetto già pronti in mano, che appena dici qualcosa di diverso ti guardano come se fosse eretico, eccolo lì, subito. E ce ne sono tanti in circolazione ancora, Non ci sono più le forche, ma gli inquisitori ce ne sono ancora tanti. Ma la cosa bella è che i maestri ci stanno aiutando proprio ad uscire da queste gabbie mentali che noi ci mettiamo da soli ancora. Perché un conto è avere delle memorie, appunto, in cui abbiamo subito certe situazioni, certe violenze, no? Mettiamo che sono stata un mago, una strega, una sensitiva, qualsiasi cosa, no?
E ovviamente mi hanno ostacolato, mi hanno fatto fare una brutta fine, ovviamente, perché dicevo delle cose che non si potevano dire, ma soprattutto perché ero consapevole del mio potere. Ma non potere quello brutto, potere sulle persone, sugli altri, no. Il mio potere personale di creare, quello è il vero potere. Il potere di creare la mia realtà come voglio io. È pericolosissimo, questa società non vuole che noi riprendiamo contatto con il nostro potere, non sia mai. Se no i politici durano 5 minuti, tutto dura 5 minuti, anche gli ospedali, le case farmaceutiche, tutto, qualsiasi cosa dura 5 minuti. Nell'arco di 24 ore questo mondo crolla, se ogni persona riprende contatto con il suo potere. Sto pulendo. Ma perché? Perché noi abbiamo delle capacità innate che in questa dimensione dobbiamo riscoprire, perché la scuola è questa. Noi siamo i maestri, solo che abbiamo bisogno di dimenticarci di esserlo e tornare piano piano a riscoprire pezzetti di noi e ritrovare quella maestria. È quello il bello. La maestria in tutti gli ambiti, questa dimensione terrena è molto particolare, perché ci permette di entrare in contatto con gli altri. Sto pulendo tanto però. Ok. Le relazioni familiari, di coppia, cosa sono? Uno specchio di noi. Il modo in cui noi interagiamo con l'esterno, ma soprattutto quello che noi pensiamo di noi stessi. È tutto lì. Perché noi ci comportiamo con gli altri in base a quello che pensiamo di noi stessi. Se noi siamo consapevoli di meritare amore, perché siamo amore e vogliamo stare bene, ci comportiamo con le persone in questo modo. Altrimenti elemosiniamo attenzioni, amore, elemosiniamo energia, perché non sappiamo che in realtà possiamo nutrirci da soli. Quindi entriamo in contatto con persone che magari non danno molto amore, perché noi non ci sentiamo degni, meritevoli di riceverlo, o perché non sappiamo riceverlo, prima di tutto da noi stessi però. Quindi le relazioni sono uno specchio enorme su quella che è la considerazione che abbiamo di noi stessi, o meglio, come noi ci vediamo come creatori. Quindi questa dimensione ha delle sfide ben precise: le relazioni, il denaro, che è uno strumento, è un'energia, la sessualità è un altro strumento, un'altra energia, la salute fisica, questo corpo, questo involucro, questa scatola, la chiamo io, che a volte è un po' ingombrante, sono tutte delle sfide, perché sono degli aspetti di noi che ci fanno capire quanto noi possiamo creare o distruggere in questa realtà. Ma distruggere non in senso negativo, distruggere nel senso che trasformiamo. Il nostro corpo perché è limitato? Perché noi pensiamo di essere limitati. In questa dimensione noi siamo stimolati continuamente a comprendere quanto potere invece abbiamo di creare, di modificare la materia. Ovviamente, dopo tante incarnazioni di addormentamento, non è facile. Hai dormito per tante migliaia d'anni, all'improvviso ti svegliano, ti dicono guarda che tu invece puoi fare questo. Un attimo, per metabolizzare questa cosa non è facile. Non puoi subito, dopo tante incarnazioni nel buio, veramente nell'amnesia di tutto quello che sei e sei in grado di fare, non puoi subito dire ok, allora mi metto in moto. Piano piano. Ci si sveglia piano piano, un po' alla volta, pezzetto dopo pezzetto. Ma quello che siamo venuti a fare qua è a scoprire
quanto potenziale creativo abbiamo e cosa possiamo fare quando veramente lo utilizziamo. Per questo il piano angelico in questo momento è molto vicino. Perché? Perché la dimensione angelica è la creatività per eccellenza. La musica, l'arte, tutto quello che è creativo arriva da quell'energia, da quell'essenza che arriva dalla dimensione angelica. Perché? Perché noi quando stiamo creando anche con la carta, facciamo un qualcosina con la carta, un origami. Gli origami cosa sono? Delle piccole cose che noi creiamo con un pezzo di carta. Ma come noi possiamo creare quella piccola cosa? Noi possiamo trasformare la materia, il corpo fisico, noi possiamo guarire dalle malattie, possiamo autoguarirci, perché è una nostra capacità, solo che ci siamo dimenticati prima di tutto e non ci ricordiamo bene come fare. La sessualità cos'è? La sessualità è la connessione per eccellenza, che però passa attraverso un'energia più istintiva, un'energia diversa e quindi va controllata, va in un certo senso equilibrata, perché è la connessione fortissima con il divino, la sessualità, ma la maestria è controllarla e dirigerla dove? Qui, nel cuore. E quella è la maestria. La sessualità, quando è puro istinto, ha un'energia. Quando la gestiamo con questa energia qui del cuore, è la connessione per eccellenza. Ecco perché si parla tanto di coppia sacra. Lo Spirito Santo, come ho detto, è quello. Il maschile sacro, il femminile sacro, sono due, no? La terza cos'è? La sessualità. È una porta. La Trinità è questo, maschile e femminile, che si fondono prima di tutto nel cuore, per forza. Quando si fondono qui in automatico i corpi sottili si uniscono e per ultimo da un punto di vista fisico attraverso l'atto sessuale. È una fusione. Ecco, si apre la porta. Ecco la Trinità. La porta. È meraviglioso. E nelle scuole iniziatiche di Lemuria questo si sapeva e si trasmetteva anche ad Atlantide. E queste conoscenze piano piano ora si stanno risvegliando dentro di noi e ci saranno anime che magari fonderanno delle associazioni, delle scuole, dove trasmetteranno queste conoscenze. Sono conoscenze antiche, ma in realtà sono nuove, perché per questa società sono nuove. E ora stanno uscendo sempre di più. Quindi è fondamentale comprendere quanto potenziale abbiamo in qualsiasi ambito, anche il denaro. Cos'è il denaro? Il denaro è semplicemente la capacità creativa nella materia. Ma c'è quest'altra etichetta che dice che averne troppo è sbagliato o averne tanto, perché in automatico fa di te una persona brutta, cattiva, avara, che vuole predominare sugli altri. C'è un po' questa etichetta. Ma perché si è creata questa etichetta? L'hanno creata apposta, per allontanarci dal denaro, dall'abbondanza. Perché l'abbondanza è bella, l'abbondanza è utile, l'abbondanza è felicità. Poi è in base a come utilizzi il denaro che è importante, l'energia, il tuo intento, quello fa la differenza, non quanto ne hai. Certo che in questa dimensione il denaro aiuta a creare, è un'energia che crea. Voi dite, posso fare anche senza denaro? No, stiamo con i piedi per terra, stiamo qui. Allora, il denaro per certe cose serve, per certe altre no. In questo momento
Poi sicuramente, mano a mano che ci sarà un'evoluzione, la società cambierà forma e in un certo modo anche il denaro cambierà forma, diverrà qualcos'altro. Ma in questo momento il denaro rappresenta uno strumento. Come tu utilizzi il denaro dice molto di chi sei e di cosa vuoi fare. Cosa significa? Che anche qui recuperare quella maestria di dire, certo, io se devo fare delle cose in questa dimensione, in questo momento storico, in questa società, in questo contesto, il denaro è uno strumento che mi serve. È certo. E se devo fare delle cose di un certo tipo, me ne serve tanto. E cosa c'è di sbagliato? Diventa invece un'energia non pulita quando viene utilizzato per avere controllo sulle persone, per dominare le persone. Quello sì. Ma quello dipende sempre dall'intento. Se lo utilizzi per creare delle cose belle per te stesso e per gli altri, è energia luminosa. Quindi questa immagine della persona spirituale che deve essere per forza povera, togliamola. Appartiene al vecchio mondo, ai martiri della Chiesa che soffrono, che vivono nella sofferenza perché così è bello, così si sentono importanti, così siamo connessi. No, i maestri non ci vogliono nella sofferenza, perché prima di tutto loro non sono nella sofferenza, loro sono gioia, sono felicità. E quindi per connetterci con loro dobbiamo salire ed entrare in quella frequenza. Se siamo nella sofferenza siamo distaccati, siamo lontani. E la Chiesa ci vuole lontani, nella sofferenza. Magari senza scarpe, con i calli sotto i piedi, con le stigmate. Più sofferenza abbiamo, meglio è, no? Perché nella sofferenza siamo sconnessi. E questa dimensione è una scuola per imparare appunto a ritrovare la maestria, appunto di dire io qui posso creare quello che voglio, dipende da me. Se voglio luce, amore, creo quello. È importante. Quindi il piano angelico ci sta aiutando a ritrovare quella purezza di intenti, che non significa però essere sprovveduti e ingenui, quello lo siamo già stati in tante altre vite e ci siamo anche lasciati un po' abbindolare dal buio e va bene così perché stavamo crescendo, non che adesso siamo completamente maturi, siamo un po' cresciuti però incarnazione dopo incarnazione. Se l'essere umano è ancora un po' piccolino, perché ovviamente non è ancora in contatto con la sua spiritualità. Piano piano sta iniziando questo approccio, ma ci vorrà del tempo, deve fare esperienza, sta imparando a gattonare. Noi, che veniamo anche da altre dimensioni, abbiamo già gattonato, stiamo camminando, però non siamo ancora bravissimi, stiamo imparando. Siamo un po' i fratelli maggiori, quindi siamo qui in aiuto. Questo sì, siamo qui per noi stessi, per la nostra evoluzione prima di tutto, ma anche per aiutare questo pianeta, perché aiutando aiutiamo noi stessi. È collegato. Come gli animali che aiutando noi aiutano se stessi. E questa cosa va detta perché mi dicono Marica, ma il mio animale, e l'animale con cui vivo, vedo che mi sta aiutando tanto, assorbe tanto dolore, mi sta aiutando anche a superare delle prove o assorbe anche delle memorie mie, sta male fisicamente perché sta trasformando, sono dei trasformatori incredibili gli animali. Tutta quella che è l'energia di dolore delle informazioni karmiche loro assorbono perché ci stanno alleggerendo, perché è il compito che loro hanno scelto, starci vicino, aiutarci a fare questo passaggio. Allora mi dicono Marica, però
poverino, non so cosa fare per aiutarlo. Allora, fai tutto il possibile per aiutarlo, perché è giusto. Ma sappi che lui, facendo questo, aiuta se stesso. Perché aiutando te, sta facendo un atto d'amore così grande che la sua anima fa un passaggio evolutivo in più. E quando passerà di là, salirà ancora di più. E tutti gli animali che in questo momento, quasi tutti, che sono incarnati, sono vicini a noi nelle nostre case o nella nostra vita quotidiana, appunto, stanno operando per noi con degli atti d'amore incredibili. Stanno assorbendo le nostre memorie di dolore perché loro hanno una capacità trasformativa superiore alla nostra, perché sono connessi con la fonte, quindi sono incredibili. Trasformano. A volte attraverso il corpo fisico poi si manifestano sì dei malesseri, delle malattie, ma quello è uno scarico necessario di quelle tossine che loro hanno scelto, è il loro compito. Noi certo possiamo aiutarli tantissimo stando loro vicino e amandoli soprattutto e ringraziandoli per quello che stanno facendo. Però vi assicuro che quando passeranno di là, quando hanno finito questo percorso qui con noi, proprio grazie a questi gesti incredibili, enormi, d'amore per noi, si avvicinano sempre di più alla fonte. Quindi aiutano noi, ma aiutano anche se stessi. È sempre uno scambio. Quindi questo dà sollievo quando appunto soffriamo per loro, perché sappiamo che però alla fine ne vale la pena. Perché tutto comunque ha una funzione, tutto quanto, tutto. Io avevo il mio gatto che è stato con me 17 anni. Ci siamo ritrovati qui perché in questa dimensione, in questa vita, doveva starmi vicino per fare certi lavori, quindi ovviamente anche lui ha assorbito tanto e ha trasformato tantissimo. Senza di lui non avrei potuto fare certe cose, assolutamente. Un maestro a tutti gli effetti. E poi quando se n'è andato, certo, il distacco, anche se è momentaneo, dico sempre perché alla fine ci salutiamo a questa fermata del treno, ma più avanti c'è un'altra fermata, ci ritroviamo tra 5 minuti, quindi è una cosa, è davvero veloce questa vita, quindi anche questi saluti sono veramente una cosa piccola, breve. Certo, il distacco comunque subito sì, ti lascia un vuoto sicuramente, soprattutto perché se sai che ha sofferto per aiutarti, è un dono d'amore incredibile. Ma la cosa che mi ha dato sollievo e che mi fa stare bene è che non subito, perché loro quando trapassano fanno un percorso. Quindi i primi giorni non senti nulla, non vedi nulla perché vanno lasciati assolutamente stare. Non cercate la connessione assolutamente quando hanno cambiato piano, perché i primi giorni, le prime settimane sono importanti, delicati, perché stanno facendo uno step. Finito quello step, tornano ad essere disponibili. E cosa succede? A volte si fanno sentire, vedere in tantissimi modi diversi e sono più presenti di prima, vi assicuro. E il mio gatto, qualche mese dopo, di totale silenzio, ho detto ok, un po' sconfortata, ho detto va bene, quando sarà il momento forse si farà sentire se vorrà, e si è fatto vedere. Non era più un gatto, era un maestro. Era una cosa enorme. E io ho pensato tutta questa luce in quella creatura piccolina, pelosa. Ho detto però ti sei camuffato bene. Quando escono da questa forma, da questo involucro che è un vestito, questo corpo fisico è un vestito,
quando noi usciamo ci riveliamo per quello che siamo. E vi assicuro che tantissimi di quei maestri che in questo momento hanno quei corpicini, quando poi cambieranno vestito, e se potrete vederli, e penso di sì, molti di voi riusciranno anche a vederli, perché loro vogliono alla fine farsi vedere e che noi magari non siamo ancora in grado, perché dobbiamo ancora togliere qualche velo, ma quando li vedrete direte wow. Io che lo chiamavo quindi questa considerazione che si ha, no, anche degli animali domestici va un po' trasformata, rinnovata. Se li vedessimo davvero per quelli che sono delle anime meravigliose che sono veramente vicine alla fonte e hanno deciso di aiutarci in questo periodo, perché è un momento decisivo per questo pianeta e per noi, per fare dei passaggi importanti. Perché molte anime che sono qui da tantissimo tempo, le anime antiche, no? Le anime geriatriche, come le chiamo io, che sono qui da ancora prima di Lemuria, quindi tantissimo tempo che col trolley passeggiamo su questo pianeta, ormai siamo anche un po' stanchi e non ci sorprende più nulla perché ormai abbiamo visto così tante cose, no? E ti dicono, ma tu non ti entusiasmi mai? No, non c'è più nulla che mi sorprende dopo aver visto così tanto di questo aspetto materiale, di questo mondo, no? Dici, ok, sì, dici ormai sono satura, ma è qui che viene il bello. Perché adesso questa dimensione finalmente cambierà forma. Quindi tutto quello che è stato fino adesso è stato un passaggio che sta svanendo sempre di più, sta svanendo. Quindi questa terra veramente sta cambiando e cambierà in un modo che ancora io non so dirvi perché non lo so, ma so che sarà veramente tanto diversa. Assomiglierà di più sicuramente ai piani superiori perché ci stiamo alzando. Quindi tutto quello sconforto, quella d'anima antica che ti porti dietro, no? Dice, uff, che barba però sto pianeta, cambierà. Perché finalmente riuscirai intanto a ritrovare quella connessione che nelle vite precedenti non riuscivi tanto ad avere perché non era possibile. E ritrovando quella connessione cosa succede? Ti ricordi che sei un maestro. Ti ricordi che sei un angelo terreno e sei qui per portare quell'energia qua. E quando ti ricordi questo, cambia tutto. E quando cambia tutto, vedi effettivamente dei miracoli, dei piccoli grandi miracoli tutti intorno a te. E quella gabbia che è, diciamo, la tua visione di questo mondo, no? Che è limitata, si trasforma e dici, cavolo, io questo pianeta lo vedevo in quel modo, dove mi trovo adesso? Ti trovi nello stesso posto, solo che prima vedevi solo un pezzettino così. Adesso noi stiamo aprendo gli occhi e vediamo molto di più, perché siamo sempre più connessi. Quindi oggi cosa abbiamo fatto in pratica quando abbiamo aperto le finestre? Non è che adesso sono chiuse, assolutamente, diciamo le hanno lasciate un po' socchiuse perché avete sentito che quando sono tanto aperte non è facile stabilizzare il campo energetico qui perché effettivamente è una cosa ancora abbastanza nuova. Nel senso che il corpo fisico fa ancora fatica a restare in contatto in quel modo e a restare qui. È un po' sballottato, ma piano piano impareremo sempre di più. Perché? Perché il corpo sta cambiando, il DNA sta cambiando. Quindi questo vestito fisico si sta adattando alle vibrazioni nuove e diventerà diverso. Quindi sarà sempre più facile tenere aperta quella finestra.
E qui voglio dirvi che lo potete fare voi in modo autonomo in qualsiasi momento sentite che è utile. Non avete bisogno di un intermediario che lo faccia per voi. C'è qualcuno che può aiutarvi a riprendere fiducia in voi stessi, quello sì, a ricordarvi quello che sapete fare, a togliere la polvere su quelle memorie che si sono addormentate dentro di voi, ma la porta la spalancate voi. Dovete solo aprire qua. Perché l'unico linguaggio universale nella creazione è questo. È tutto lì, l'amore. E l'umanità sta imparando cosa significa entrare nel cuore. Non è facile, Non è facile. Perché ci hanno insegnato che comanda tutto qui, no? Quante volte noi viviamo la nostra vita per accontentare qualcun altro o per fare una cosa che dobbiamo fare, ma che in realtà non vogliamo fare? Un dovere, un'abitudine, un obbligo, chiamate la modalità come volete, ma non è una cosa che sentiamo, che il cuore nostro sente di fare. Il cuore vorrebbe non farla, ma la facciamo lo stesso. La maestria di ricordarci quello che siamo è ascoltare di più qua, anche andando contro tutto il resto, a dire no. A dire no quando non vogliamo o non sentiamo di fare una cosa, perché dobbiamo dire sì a noi stessi prima di tutto. Quella è la porta. Quindi imparare veramente ad aver fiducia in quello che sentiamo. Il risveglio spirituale è quello. Non ci vogliono grandi corsi, grandi cose. È semplicemente aver fiducia in quello che sentiamo al di là di tutto quello che ci viene detto all'esterno. Se io sento che devo fare quella cosa, anche se il mondo si mette in mezzo, io la faccio. Quello è ascoltare il cuore. Ed è lì che andiamo a togliere tutte quelle credenze, quelle catene che ci portiamo dietro da tante incarnazioni. Ribellandoci anche alle istituzioni quando serve, anche a chi ci vuole dominare. Ma perché ci domina? Perché noi permettiamo. Non nasciamo schiavi, è che ci facciamo schiavizzare, è diverso. È inutile che ce la prendiamo tanto con chi ci schiavizza, prendiamocela con noi stessi che permettiamo questa schiavitù. Perché noi abbiamo il potere creativo anche di dire no. E Michele su questo è un laser. È la prima cosa che ti stimola a fare, che ti spinge a fare, a dire no. Perché no? Perché io sento di no. Non ci vogliono spiegazioni. Non devi rendere conto a qualcuno, dare spiegazioni, anche questo è sbagliato. Vi faccio un piccolo esempio molto concreto. Andando alla grotta, quando sono andata a messa, ho trovato delle zingare lungo la strada, no? Delle simpaticone. Allora diciamo che alcune zingare hanno proprio l'energia del parassita e sono dominate da oscurità. Sono proprio entità, sono demoni, diciamolo tranquillamente. Basta guardarle negli occhi. Ecco. E praticamente quando loro pretendono che tu dia loro del denaro e poi si arrabbiano perché non glielo dai e ti maledicono anche perché non gliel'hai dato. Ti spalmo sul muro, io ti spalmo. Allora, ho litigato con 3 zingare andando da Michele, ma faceva parte, perché Michele è questo, è anche litigare con le zingare. Perché se tante persone per abitudine danno la monetina a questi esseri demoniaci
che pretendono i tuoi soldi senza fare nulla in cambio perché gli è dovuto e ti maledicono se non glieli dai, quelle persone che danno questi soldi, va bene, hanno poca stima prima di tutto di se stessi. Hanno un uso non tanto sano del denaro, altrimenti non lo regalerebbero in quel modo a chi non merita, e sono pieni di strutture comportamentali, il dovere di dare l'elemosina. Anche questa cosa parte da dove? Da dove parte? Dalla Chiesa, che poi se le banche vaticane aprissero i battenti non ci sarebbero più i bambini che muoiono di fame nel mondo, ma ci devono essere i bambini che muoiono di fame nel mondo perché così ci ricattano psicologicamente, ci fanno sentire in colpa perché loro muoiono di fame. Perché questo senso di colpa ci deve essere, perché in questo modo noi siamo nell'infelicità e non siamo in contatto con il nostro cuore, perché siamo sempre proiettati verso l'esterno, ad accontentare l'esterno, invece che nutrire noi stessi. La Chiesa vuole questo. Ecco perché ci chiede l'elemosina. Perché noi dobbiamo sempre sentirci in obbligo di dare. Non deve essere un obbligo. Se io sento di dare, è perfetto. Ma se tu pretendi e io acconsento a questa pretesa, mi sto facendo violenza. Quindi questo ricatto psicologico di sentirsi in colpa non va bene, perché nessuno è responsabile per il cammino di un'altra persona. Questo è uno dei primi insegnamenti che mi hanno dato i maestri. Non devi essere o sentirti responsabile per qualcun altro, perché ognuno crea la propria realtà, ognuno ha le capacità, se vuole, di stravolgere completamente tutta la sua vita. E comunque ogni anima sta facendo il suo percorso, che è utile in quel modo. Quindi tu non devi sentirti responsabile. Ti può dispiacere per un'altra persona che soffre, ma non sentirti responsabile. C'è un motivo se quella persona sta facendo quell'esperienza, non è una tua responsabilità. Che poi tu senta il bisogno, il desiderio di aiutare, va benissimo. Ma ognuno è libero assolutamente di tirarsi sulle maniche e dire: prendo la responsabilità di me stesso, della mia maestria come anima e inizio a creare, invece di rimanere in uno stato di passività e ad aspettare che qualcuno cambi le cose per me. E non è così. Quindi è stato simpatico il passaggio andando verso il luogo santo, queste 3 zingare, perché era simbolico proprio il fatto di pretesa. E la terza zingara, che è la più arrogante, che l'ho incrociata anche stamattina, ci siamo guardate, però non ha detto nulla stamattina, addirittura mi è venuta vicino, mi fa: ti do questo che ti porta fortuna. Guarda, non mi serve, ho detto, non mi serve, grazie. No, ma ti porta fortuna. Non mi serve, mi porto fortuna da sola, non importa. Ma così mi dai l'euro per il caffè. Ma io non ti do l'euro per il caffè. No, ma tu mi devi dare. Cosa? Allora ho fatto così, ho fatto il gesto di chiusura. Ho detto: signora, io ho detto no. Deve rispettare il mio no. Lì è uscito il demone, che figuriamoci, dici di no al demone, esce completamente. Tutte le maledizioni del mondo mi ha fatto, ma li sono tornate indietro. Io ho chiuso, ho detto no. No. Non è perché tu pretendi, tu vuoi controllare la mia anima, ma stiamo scherzando? Quindi sono tutte piccole iniziazioni, piccole,
che portano dove? Al nostro maestro interiore, a riconoscere che noi abbiamo il pieno potere di noi stessi e di questa realtà. Ma questo potere è sano, è luminoso se viene utilizzato con il cuore. E questo concetto, un'altra etichetta bruttissima nel mondo spirituale, che dice: ma se tu dici no a una persona o non la vuoi aiutare, sei matematicamente cattivo. Questa è un'altra etichetta dannosa, che parte dove? Sempre dalla Chiesa, no? Perché se una persona ti fa male, tu non solo devi accettare, devi anche farti ferire ancora di più. Quindi ci rendiamo conto della formula oscura. Se mi calpestano, devo farmi calpestare di più, invece di dire no, tu non mi calpesti. Quindi questo porgere l'altra guancia in questo modo non è sano, non è luce. Io ho il diritto di dire sì quando sento di sì e no quando sento di no. È tutto lì. E va rispettato sempre il libero arbitrio di qualsiasi persona. L'oscurità ci insegna che dobbiamo dominare gli altri, quindi manipolare le persone in base al nostro volere. Questa è l'oscurità. La luce dice: ogni anima è libera di essere quello che è. E il libero arbitrio non va mai violato, mai. I maestri per primi non violano assolutamente. I maestri non lavorano con voi se voi non lo volete. Non impongono assolutamente nulla. Se voi chiedete la connessione e il loro aiuto, arrivano, altrimenti no. È una libera scelta. Dove c'è imposizione, ricordatelo, c'è oscurità, in tutte le forme. Anche nelle persone che abbiamo vicino a noi, perché ci vogliono bene e quindi hanno delle credenze mentali e ci vogliono imporre quelle credenze pensando di fare il nostro bene, ma ci stanno però imponendo la loro realtà. Ma se noi accettiamo questa imposizione, però stiamo nutrendo l'imposizione. Siamo noi che dobbiamo dire no. Hai la tua credenza, quindi è giusto che tu agisci in base a questo, ma io devo fare un percorso diverso. Imporre il proprio volere, cosa ricorda l'Inquisizione? Siamo lì. Ma c'è ancora questa forma ad oggi, è solo che è più sottile. Non ci sono più le forche, non ci sono più i roghi, ma è più subdola la cosa. Perché basta che abbiate vicino una persona che con la scusa che vi vuole bene vi impone determinate cose. Quella è inquisizione. Però se voi sottostate a questo, è una scelta vostra. Sono tutte piccole iniziazioni, piccole grandi iniziazioni nella vita di tutti i giorni. Quindi noi siamo in questa realtà terrena per imparare proprio a superare queste prove, se vogliamo dire prove, e a ricordarci chi siamo. Quindi oggi noi abbiamo spalancato delle porte che voi però, quando tornerete a casa, se lo vorrete, potrete ogni tanto aprire un pochino. Allora, vi voglio dire che comunque i maestri tutelano sempre tutto quello che ha a che fare con la vostra salute, con la vostra sicurezza. Quindi non è che voi chiedete l'apertura e spalancano tutto. È sempre nella sicurezza, quindi in base alla persona, al momento, alla situazione, al luogo. È sempre per la vostra sicurezza. Quindi magari aprono un po' perché in quel momento è necessario solo un po'. A volte aprono di più perché va bene aprire di più. In base sempre anche alla vostra propensione e alla vostra connessione, ma soprattutto in quale frequenza vi trovate in quel momento. Perché se vi trovate in una frequenza più bassa, perché magari state soffrendo, è normale. E chiedete la connessione, magari non riuscite
ad essere vicini a quella vibrazione perché state soffrendo e per la vostra sicurezza i maestri non possono spalancare quella porta perché il vostro dolore attira altre energie in quel momento. I maestri tutelano sempre le nostre connessioni e aprono quel po' che serve, sempre. Quindi non aspettatevi grandi visioni, grandi situazioni, no? Queste situazioni mistiche per cui io ho vissuto quell'esperienza. Sì, possono accadere delle esperienze meravigliose quando siamo in contatto, ma accadono quando non lo vogliamo, quando non lo chiediamo. Perché se diventa una richiesta vuol dire che non siamo allineati. E tutto accade in base sempre a quella che è al nostro stato vibrazionale in quel momento. Ci sono anche i guardiani delle soglie, che sono degli esseri, dei maestri, che hanno il compito di sorvegliare quelle che sono le porte dimensionali. E cosa succede? Se tu vuoi aprire quella porta, ma non sei qui, non sei in quella frequenza, non ti permettono di aprirla per la tua sicurezza. Ecco perché comunque la crescita spirituale ha dei passaggi, piano piano. Tutti che vogliono vedere, sentire, parlare, entrare in contatto, ma bisogna prima di tutto allinearsi, entrare in quell'energia, essere quell'energia, altrimenti no. Altrimenti è come il bambino piccolo che vuole costruire un grattacielo, ma non è capace. Prima deve imparare come si fa a costruire. Quindi noi siamo dei bambini da un punto di vista spirituale che stanno piano piano avvicinandosi a una dimensione che ci permette di crescere, ma con i giusti tempi. Quindi piano piano, con tanta umiltà soprattutto, tanta umiltà e tanta disponibilità. Disponibilità cosa vuol dire? Di mettersi in discussione sempre. Noi per primi. Di non sentirsi mai arrivati, perché non si arriva mai da nessuna parte, neanche quando siamo di là, mai, 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 mai. È sempre una crescita. Anche l'arcangelo è sempre in crescita. Non è perché è arrivato, è arcangelo, no. Sta crescendo sempre di più, fa esperienza ogni volta. E noi uguale. Quindi dobbiamo, sarebbe utile essere sempre in quella vibrazione di dire io sto crescendo, tutto lì. Mi sto trasformando, mi sto mettendo in discussione, sto conoscendo lati di me che non sapevo di avere, perché quei lati di me sono lati della creazione di Dio. Io sono un pezzetto di Dio e mi sto conoscendo e conoscendomi conosco Lui. È una scoperta continua. Quindi il consiglio che voglio darvi quando tornerete a casa di cercare sicuramente la connessione con il piano angelico nel modo che vi sembra più utile, magari con il pensiero, con dei gesti, facendo delle richieste con il cuore, piano piano, con umiltà, e quando sentirete che qui, come adesso il mio, che ha le farfalle, che batte forte forte, loro sono lì, sono arrivati. E quando sono arrivati potete iniziare a parlarci, ad entrare in contatto. Quando imparerete piano piano a sentire questo collegamento, sarà un linguaggio. È un linguaggio che non ha parole. Sono pacchetti di informazioni che arrivano e noi trasmettiamo. È proprio telepatia. Non c'è un linguaggio verbale. Ma soprattutto quello che arriva è l'amore. E arriva così tanto che il nostro corpo umano fa fatica a trattenerlo. Ecco perché si piange. Ecco perché le gambe cedono.
perché è forte. In questa dimensione non siamo abituati a tutto quell'amore, però ci stiamo abituando e ci abitueremo sempre di più. È questo che viene richiesto adesso, abituarci all'amore. Ecco perché le dimensioni angeliche vogliono essere vicine adesso più che mai e ricordarci che siamo angeli anche noi e che non ci ricordiamo più. Abbiamo fatto tanta strada, che le ali sono un po' ammaccate, qualcuna l'abbiamo persa, senza penne, spennate. Ma siamo qui e loro ci stanno aiutando a ricordarci. Perché le prime volte in cui entravo in contatto con loro, io li ringraziavo subito, senza dire niente. Grazie. Anche solo perché sentivo il loro amore, grazie. Non dicevo altro perché non serviva, grazie. E loro dicevano, grazie a te. Perché è una collaborazione. E un altro suggerimento che voglio darvi è che potete anche trasmettere delle consapevolezze particolari a quello che è il piano angelico. Adesso mi spiego meglio. Molti di quelli che sono gli angeli, no, in questo momento, chiamiamoli angeli, nella dimensione angelica, appunto non sanno effettivamente cosa significa avere un corpo e vivere questa situazione fisica, materica, non lo sanno. Tutto quello che conoscono lo conoscono grazie a noi, perché entrando in contatto con noi è come se vivessero in un certo senso le nostre esperienze, i nostri dolori, tutto quanto. Loro attraverso noi vivono questa esperienza terrena. Ma una cosa è viverlo così, un'altra è incarnarsi. Non è la stessa cosa. Quindi a volte mi è capitato di avere delle discussioni perché dicevo, ma sì, ok, però voi non sapete effettivamente com'è essere in questo corpo, in questa dimensione. Voi sentite le mie emozioni, i miei dolori, ma certe cose non capite. Dicono sì, ma è grazie a te che stiamo imparando. Quindi loro imparano dalla nostra esperienza. Noi siamo aiutati da loro, è uno scambio. Quindi interagite con loro, raccontate quello che vi sta succedendo nei dettagli, perché più dettagli mettete, più loro comprendono. Non è una cavolata, anzi. E loro sono come dei bambini che non vedono l'ora che voi spiegate questa realtà. Loro amano questa realtà materica, la amano tantissimo e vorrebbero comprenderla sempre di più. Ed è grazie a noi che la stanno comprendendo. Quindi spiegate a parole vostre com'è stare qui. E loro saranno felici e vi aiuteranno ancora di più. È uno scambio. Entrate in contatto in questo modo. È semplice. Basta essere qui. È un dialogo interiore importante che noi ora siamo chiamati a riaprire. L'abbiamo chiuso per un po' di tempo, adesso lo riapriamo, perché è necessario. Quindi, insomma, questa tachicardia però oggi è perché oggi è forte. Allora mi dicono di dirvi una cosa. Vi capiterà, o forse no, però io penso di sì, magari nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, non lo so, non importa quando, ma vi capiterà in certi momenti di sentire proprio il cuore che esce. Una sensazione proprio che il cuore batte fuori dal corpo, no? Non so se vi è già accaduto. Quello è un segno chiaro, inequivocabile, che praticamente la vostra frequenza si sta riconnettendo. Cosa significa? Visto che il piano angelico, come tutte le dimensioni superiori, ma il piano angelico soprattutto,
è collegato al quarto chakra. Questa è la chiave, è solo questa. Quando sentite che il cuore fa questi sbalzi, queste cose, avete fatto un click. È come una porta blindata che piano piano stiamo smontando, stiamo aprendo completamente. E queste situazioni possono accadere in qualsiasi momento, magari mentre siete in contatto con una persona che vi dice qualcosa che vi fa fare qualcosa dentro, un salto, o mentre guardate un animale, un fiore, una pianta, mentre fate un qualcosa che vi appassiona, che vi dà gioia, qualsiasi cosa, se sentite che il cuore fa così e se lo sentite fuori dal petto, che non lo sentite quasi più, vi garantisco che succede, che dite dove è andato, ma lo sentite pulsare fuori, state aprendo quella porta blindata. Sono tanti le sensazioni che posso elencarvi di quello che accade quando qui si apre. Anche le famose farfalle allo stomaco, io non le ho mai sentite, ma qua sì. Qua le sentite. È un formicolio potente che sembra che si sta muovendo di tutto, no? E non capite più cosa succede qua. È una sensazione di leggerezza, ma anche di euforia, ma sentite fisicamente proprio un formicolio pazzesco. Le farfalle nel cuore, nessuno parla delle farfalle nel cuore, nello stomaco sì, nel cuore no. E ci sono, e sono le più belle anche. Quello è un'altra sensazione di quando il quarto chakra inizia a buttare giù quella porta blindata. Vi dico questo perché è importante anche da un punto di vista fisico, no? Ovviamente accorgersi dei vari step che stiamo facendo. Sicuramente la sensazione intima è la più importante, no? Il sentire, ma anche il fisico, perché un'altra cosa che mi hanno detto, una delle prime cose che mi hanno detto, non pensare che il corpo sia qualcosa di distaccato. Il corpo è l'estensione dell'anima, è la parte materica di quello che sei tu. Quindi tutto quello che ti dice il corpo è verità. L'intuito ti dà delle informazioni precise, il corpo te ne dà altre, ma sono la stessa cosa in due modalità diverse, quindi il corpo parla continuamente. Ecco perché andrebbe ascoltato di più. È importante. E tu sei una meraviglia comunque. Cioè veramente, su quel cuscino, cioè una cosa meravigliosa. Come si chiama? Guarda che occhi. Ecco, quindi vi voglio dire un'altra cosa per quanto riguarda i nostri amici animali, che adesso avete capito che è altro che il fufi, piccolino. Quando li vedrete al di fuori di quel corpicino capirete che tanto fufi non era e vi sentirete piccoli, piccoli, piccoli perché loro sono immensi. Una cosa che voglio dirvi è che appunto, come ho già accennato, prossimamente, non so dirvi quando, perché io seguo le indicazioni man mano che mi dettano, organizzerò dei corsi. Quindi farò qualche conferenza, come sto facendo, però molto meno, mi concentrerò di più su dei corsi formativi, chiamateli come volete, per trasmettere delle informazioni. E sicuramente il mondo animale rientrerà in tutto questo perché è il mio mondo, è la mia connessione. Quindi vi terrò informati su quello che farò, ma mi piacerebbe tanto organizzare un incontro con gli animali, tantissimi animali. È proprio un mio desiderio personale perché la mia esperienza a Lemuria è rimasta impressa dentro di me ed è quello che devo portare anche adesso, riportare. E quindi la collaborazione meravigliosa tra l'essere umano e l'animale. Quello che si può fare insieme è qualcosa veramente di divino. Ed è lì che dobbiamo tornare. Quindi mi piacerebbe tanto organizzare delle cose con gli animali insieme a loro, ma soprattutto farci guidare da loro,
che sono i maestri, e creare delle cose insieme. È una cosa meravigliosa, è una conoscenza antica che adesso piano piano ritorna, perché è il momento di tirarla fuori, come il coniglio dal cilindro. È il momento di tirarla fuori, ma perché? Perché loro hanno la capacità di riconnetterci al nostro maestro interiore. Tutto lì, è grazie a loro che oggi possiamo fare questi lavori, è grazie a loro che tante memorie di dolore se ne sono andate per sempre da questo piano tridimensionale. Hanno fatto una pulizia karmica immensa e la stanno facendo tuttora. È il loro gesto d'amore e io li ringrazio con tutto il cuore per questo. Quindi, detto questo, vi voglio dare un'ultima caramellina. Se volete chiudere gli occhi per un piccolo momento, che i maestri vogliono, non so, donarvi qualcosa, poi scoprirò cosa, me l'hanno detto adesso. È un piccolo regalino. Ok. Un piccolo regalino prima di tornare a casa. Mi chiedono se volete la mano sinistra di tenerla aperta con il palmo in su, perché depositeranno qualcosa di assolutamente personale che ha a che fare con i vostri talenti. Quindi se volete tenere la mano sinistra aperta con il palmo in su, e sentiamo i maestri cosa stanno facendo. Se sentirete qualcosa tra pochi istanti che si deposita sul palmo, potrete sentire qualcosa di leggero, un tocco delicato o qualcosa di caldo o anche qualcosa di fresco, un formicolio sul palmo della mano. Stanno depositando sulla mano sinistra perché la sinistra è la parte femminile, è la parte dei talenti, è la parte legata al cuore, alla ricezione, alla canalizzazione, alla maestria spirituale, la parte sinistra. E la mano che crea, la mano che dà, che dona e che riceve, la mano che crea e che cura anche. Quindi i maestri depositeranno, se sta notita è normale, perché state buttando via delle tossine che sono semplicemente dei blocchi, delle resistenze nostre personali, è normale, legate ai talenti. Stanno lavorando per depositare questo seme, per risvegliare quello che è il vostro talento predominante in questa incarnazione, quello che vi serve di più adesso, che si manifesterà tra un po', prossimamente. Meraviglioso. Bene, quando sentite potete abbassare la mano, quando lo sentite. A me viene da stare ancora così, allora devo stare ancora così. Non hanno finito. Quando sentite la mano rilassarsi, che da sola in piena autonomia si abbassa, allora va bene. Finché sentite di tenerla aperta, stanno ancora lavorando. Stanno ci stanno aiutando a rimuovere i blocchi legati ai talenti, a tutte le nostre resistenze. Ci stanno aiutando a toglierle e a fare spazio per ricevere questo dono, che è semplicemente un ricordo, mi dicono. È un ricordo di una nostra abilità, una nostra capacità, una nostra maestria
un ricordo che ora si deve risvegliare. Quando sentite potete abbassare la mano e tornare qui quando lo sentite, solo quando lo sentite, con calma. Se sentite delle scosse elettriche è normale, perché i maestri lavorano principalmente sul nostro sistema nervoso, è come elettricità. Quando lo sentite potete con calma tornare qui. Con calma. Stanno lavorando bene. Stanno togliendo i blocchi, le resistenze. Bene. 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 Perfetto. Perfetto. Piano piano potete tornare qui adesso. Piano piano. È un piccolo regalino che vi portate a casa. Piccolo, è un grande regalino. Grande. È un ricordo. Mi dicono che è un ricordo. È una memoria di una vostra particolare abilità. Può essere qualsiasi cosa, ma è un qualcosa che vi dona gioia, e questa è la differenza. È una capacità che se voi utilizzate qui, con maestria, con il cuore, vi porta gioia e vi porterà tanta gioia in questa vita, che è quello che siamo venuti a fare, portare gioia. Perché è in quella gioia che noi torniamo ad essere quello che siamo. Angeli terreni. È tutto qui. Bene. Che bella luce che avete. Il lavoro è andato a buon fine, mi dicono, giusto per la conferma, se avevate dubbi, per tutti. Poi ovviamente è sempre personale il manifestarsi di questi lavori, ovvio, dipende quello che state facendo in questo momento. Ma se voi vi permettete, perché dovete darlo voi il permesso a voi stessi, di tornare ad essere quell'angelo di luce che si diverte un sacco a creare, a giocare, sarà una cosa anche abbastanza veloce. E vi assicuro che ci saranno cambiamenti davvero forti, perché siamo in un momento di cambiamento incredibile, che nella vita di tutti i giorni si può manifestare in cambiamenti di vita fortissimi, nelle relazioni, nel lavoro, nel denaro, in tutto quello che ho detto prima, che sono appunto diciamo gli argomenti che siamo venuti a, tra virgolette, a usare per comprendere quello che siamo. Ma ora possiamo rimescolare le carte in modo più creativo e organizzare questa incarnazione in modo più personale, perché non ci sono più quei paletti karmici che prima ci davano delle indicazioni precise, statiche, e da lì non potevamo uscire, no? Come un recinto. Ora quelle informazioni karmiche si stanno dissolvendo e siamo liberi di trasformare questa incarnazione come ci va. Questo è il bello. Come va? Mi fa molto piacere. Bene, allora. Sì. Quindi, perché anch'io sono provata, perché è un lavoro bello, bellissimo, però intenso. Quindi vi dico che vi terrò informati su tutto quello che farò prossimamente, per chi è interessato, ovviamente,
ma ci sarà tanto da giocare, perché le cose barbose, karmiche, pallose, basta. Quindi appunto le pulizie. Per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il mio lavoro, è terminato quel percorso di pulizia. Adesso bisogna creare con la nuova energia, quindi creare delle cose che portino gioia prima di tutto. E quindi vi terrò informati. E, se volete scrivermi, c'è sempre la mia mail sul mio profilo Facebook per chi desidera. Poi sapete che io rispondo quando sento di rispondere, e se non rispondo c'è un motivo, vuol dire che non serve, perché le risposte vi arrivano, quindi è in più. Quindi la domanda non la state facendo a me, ma a voi stessi, e poi la risposta sapete che arriva. Però sì, se avete piacere, io vi terrò informati e sono felice di oggi, di quello che abbiamo fatto oggi. È andato tutto perfettamente e sono curiosa di vedere i prossimi lavori, perché qui ci sarà veramente uno step pazzesco di cose nuove, di strumenti nuovi, ma di talenti soprattutto che finalmente emergono, e sono curiosa per voi di vedere cosa succederà anche nella vostra vita, e sarà sicuramente bello. Quindi vi ringrazio per essere venuti qui oggi. Grazie. Questo mi dice che siete contenti e mi dice che così va bene, quindi strada aperta. Strada aperta. Grazie ancora e magari ci rivedremo.